Che cos'è la comunicazione? La comunicazione è un gioco, è un atto d'amore, è qualcosa che ci porta verso gli altri. Vogliamo aiutare le persone a comprendere delle cose, a dare delle informazioni, a risolvere dei problemi. Certo, anche noi vogliamo ottenere qualcosa e spostare anche un'idea, un'attenzione verso di noi. Per fare questo però abbiamo bisogno di capire come si fa a comunicare. Siamo talmente tanto attenti alle parole che scegliamo che non ci preoccupiamo di come usiamo le parole e come le dobbiamo dire. Per cui, come si costruisce un efficace canale paraverbale? Che cos'è il paraverbale? È il tono, il ritmo, le pause che scegliamo, il modo in cui usiamo le parole. E poi il nostro corpo, come lavora il nostro corpo? Ci pensiamo mai quando prepariamo un incontro, un discorso davanti al pubblico, come usiamo il corpo? No, molto spesso andiamo a caso e speriamo che tutto vada bene e ci facciamo molto spesso sopraffare dall'emozione, ci sentiamo giudicati anziché spostare la nostra attenzione verso il pubblico, cioè quelle persone per cui noi andiamo a comunicare. Per scoprire tutto questo, gli acting di communication sono costruiti come un percorso teatrale, ma non esattamente perché ci occupiamo di comunicazione. Giochiamo, cerchiamo di prendere confidenza con noi stessi, cerchiamo di capire quali sono le cose che ci impediscono di comunicare efficacemente e sono tanti blocchi, tanti giudizi interni che sono sempre di più di quelli esterni e attraverso appunto una metodologia divertente ma approfondita e molto spesso dedicata al singolo si arriva lentamente a migliorare la propria comunicazione e diventare più efficaci. Gli acting di communication quest'anno sono il martedì alle ore 18:45 presso la nostra sede in via Macallè 97 interno 5, ma è possibile anche organizzare degli incontri individuali. Io sono Vittorio Attene e vi aspetto qui a Padova per conoscerci. Ciao!